Buonasera, sono Don Fabio La Gioia, il parroco di Sistiana, Duino e Villaggio del Pescatore. Un saluto a tutti gli amici di Duino e Buc. Ci ritroviamo qui in questo momento nella chiesa di San Giovanni in Tuba, molto antica, la prima costruzione risale al V secolo, dove c'è anche la mostra sugli angeli. E in particolare quindi vorrei dire qualche parola introduttiva a queste figure, gli angeli, nella religione ebraica e cristiana. Chi sono gli angeli? Angelo deriva dal greco angelos e dall'ebraico malak, che significa messaggero. Quindi l'angelo è un messaggero, uno che reca, porta una notizia, generalmente una buona notizia. Basti pensare alla notizia per eccellenza buona, che è quella portata dall'Arcangelo Gabriele alla Vergine Maria, riguardante la nascita di Gesù. Gli angeli compaiono tante volte nella Bibbia e oltre a recare dei messaggi, delle buone notizie, hanno anche il compito, la funzione di intercedere per noi e anche di proteggerci. E anche nella Basilica dei Santi Angeli e Martiri a Roma c'è una raffigurazione della Madonna con 7 angeli presso l'altare maggiore. Ebbene, questi 7 angeli li troviamo in realtà 3 nella Bibbia, Raffaele, Michele e Gabriele, e gli altri 4 sono menzionati in realtà da libri cosiddetti apocrifi. Ecco, quindi ricapitolando, l'angelo è un messaggero che porta una buona notizia, è anche uno che intercede per noi, prega per noi e che ci protegge. Quindi la parola angelo designa la funzione, il compito di questo essere, che è totalmente spirituale, quindi è uno spirito, nello stesso tempo è anche una creatura, un essere spirituale creato da Dio, che può però talvolta assumere delle sembianze corporee, apparire, sembrare, ma non ha materia, non ha un corpo. È molto interessante che nel libro di Tobia l'arcangelo Raffaele assume quindi una sembianza umana e addirittura in un'occasione mangia con la famiglia di Tobia, ma alla fine del libro dice: voi pensavate, credevate che io mangiassi, in realtà io non stavo mangiando. Ecco, quindi ricapitolo brevissimamente: l'angelo è un messaggero che porta una buona notizia, è uno che prega per noi ed è uno anche che ci protegge. Grazie. Cari amici del Duino e Buc, buon pomeriggio. Ecco un altro appuntamento con le storie di angeli direttamente da Roma. Ci troviamo ora in Piazza della Repubblica, ci troviamo di fronte ai lavori di ristrutturazione della chiesa di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri. Piazza della Repubblica famosa appunto per questa chiesa, ma non solo, anche perché lì giù in fondo troviamo la stazione dei treni e qui la Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, famosa perché al suo interno si svolgono tutte le messe della Repubblica Italiana. Nonostante insomma il Covid, vedete, questa è una piazza molto affollata, appunto perché è un nodo molto importante per la viabilità romana. Adesso entreremo all'interno della Basilica, che chiude alle 7:30, e scopriremo qualche piccolo aneddoto. Allora, 2 parole intanto sulla storia di questo edificio, che è nato nella sistemazione del 1562 dell'aula centrale del Frigidarium, delle terre di Diocleziano, ad opera di Michelangelo Buonarroti. Vedete Piazza della Repubblica.
in questo momento appunto ci sono i lavori di ristrutturazione, ok? Ma noi entreremo lo stesso. Le porte dell'ingresso esterno della Basilica di Santa Maria degli Angeli dei Martiri presentano entrambi due grandissimi significati. Allora, la porta di sinistra, quella che appunto stiamo vedendo adesso, rappresenta la resurrezione. L'anta di sinistra raffigura la crocifissione, ovvero una figura umana in cui è incavata profondamente la figura di una croce, mentre sullo sfondo vi sono una testa bendata ed una palma. Sulla lunetta vi sono due figure rappresentanti i martiri. La porta di destra ha come tema l'annunciazione, difatti l'anta sinistra raffigura in alto un angelo e l'anta di destra raffigura in basso la Vergine Maria. Uno sfondo raffigura il mondo. Sulla lunetta vi è una schiera di angeli rappresentati con la sola testa bendata ed il corpo di una giovane acefala. Purtroppo, come vedete da questo pannello, non sono riuscita a registrare insomma quello che volevo dire durante le registrazioni di queste immagini, perché insomma non era ben visto il fatto che io girovagassi per la chiesa raccontandovi appunto quello che stavo vedendo. Questa meravigliosa chiesa è molto famosa perché durante appunto gli anni è stata celebre teatro di importanti messe, tra le quali ricordiamo il matrimonio celebrato tra Vittorio Emanuele III ed Elena del Montenegro. Poi il primo e solenne Te Deum di ringraziamento per la vittoria del 4 novembre 1918, la benedizione della salma al milite ignoto, che ne abbiamo parlato anche più volte durante storie di pietre, il 2 novembre 1921, poi la cerimonia del 4 novembre del 1922, la benedizione della nuova immagine in mosaico della Madonna ricollocata a Porta Pia del 4 ottobre 36, poi le tombe di Armando Diaz, Talon de Reveal, Orlando e molte altre funzioni che lo Stato ha voluto celebrare proprio in questa chiesa. Abbiamo dedicato questa puntata di Storie di Angeli a questa bellissima chiesa, innanzitutto perché raccoglie appunto le storie degli angeli di cui la chiesa è ricca e ce ne sono tantissimi sparsi qui e lì all'interno proprio sia dei quadri ma anche come statue, come appunto state vedendo in questo momento, ma anche per la bellissima meridiana che è appunto sul pavimento della crociera di Santa Maria degli Angeli. Questa meravigliosa meridiana fu ideata da Papa Clemente XI, che la commissionò a Francesco Bianchini per il Giubileo del 1700 e che appunto Bianchini scelse per l'affiancamento gli astronomi Giacomo Filippo Maraldi e Gian Domenico Cassini. Quest'ultimo, autore della meridiana che si trova a San Pietro, a San Petronio a Bologna. Tutto intorno alla meridiana vi sono dei riquadri che rappresentano le costellazioni e una lapide recente afferma che fu usata come orologio solare fino al 1846, quando fu sostituita dal cannone del Gianicolo. Lo scopo dell'installazione era di verificare dimostrativamente la correttezza del calendario gregoriano e di determinare la data della Pasqua nel modo più coerente possibile con i moti del Sole e della Luna.
Ultima cosa di cui vi voglio parlare oggi è dell'organo della Cappella di San Bruno, che si trova sulla parte sinistra appunto della Cappella di San Bruno, ed è un organo che è stato costruito intorno al 1990 da Bartolomeo Formentelli e inaugurato in occasione del Giubileo del 2000. Consta 77 registri disposti su 4 tastiere, ognuna di 56 note e pedaliera dritta. La sua trasmissione è integralmente meccanica. Lo strumento originalmente era destinato alla Basilica di Santa Maria di Ercolei e soltanto in seguito collocato invece nella Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri. È stato realizzato ispirandosi ai dettami della scuola organaria francese. La cassa è stata costruita in legno massello di ciliegio, noce e castagno, ad accogliere all'interno le 5.400 canne di stagno e legno lavorate a mano che costituiscono il corpo fonico dello strumento.